Da 14 anni l'ecomostro di Cassola si trova in questo stato di abbandono e di degrado. La struttura nata per ospitare l'Acquapark è rimasta così, al grezzo, dopo il fallimento dell'impresa costruttrice che ha portato al naufragio dell'intero progetto pubblico-privato. Ora finalmente partono i lavori ed ecco come diventerà la nuova isola dello sport una volta terminate le opere. Inizia la seconda fase che quota circa 2 milioni di euro e che porterà alla demolizione della parte diciamo, superiore dell'edificio al grezzo e anche della parte ammalorata che sta sul retro e oltre a questo realizzerà una serie di campi sportivi, degli spogliatoi, eccetera. Verranno dunque eliminati il primo piano della struttura e questa copertura completamente ammalorata. All'interno e in parte dell'area esterna troveranno posto diversi campi da gioco. In questo secondo stralcio andremo a creare delle strutture polivalenti per poter ospitare campetti da calcetto, da paddle, da beach volley e anche degli sport indoor quali il calcetto balilla piuttosto del ping pong e delle freccette. Non solo, verrà anche realizzata un'area verde a sud destinata a mitigare l'impatto con l'area industriale. Insomma, un vero e proprio polo dello sport e dell'aggregazione a disposizione dell'intera area bassanese. Accorpare qui tutte le varie strutture sportive che possono essere da quelle che vanno più di moda come i campetti di padel o d'altro, però tutte quante accentrate qui. Questo anche per un discorso funzionale di gestione e quindi a livello proprio di struttura, ma anche da un punto di vista aggregativo. Creeremo con il parco esterno un punto anche di aggregazione delle persone, quindi si possono ritrovare e in un contesto che poi è anche ben collegato. Per quanto riguarda le tempistiche, Tutte le demolizioni di cui parlavo prima dovranno concludersi entro marzo 2025. Da lì inizierà la seconda fase di realizzazione dei campetti esterni e degli spogliatoi.